Buonasera e benvenuti a Sette Sere. Iniziamo questa settimana con una puntata dedicata alle belle idee. Allora, questa sera parleremo di trovate tutte italiane, sono trovate innovative, intelligenti e anche molto divertenti. Questa sera parleremo nello specifico di due progetti che in qualche modo si incontrano, poi scopriremo perché, ma cercheremo anche di prendere spunto per vedere se ci sono delle idee che possono portarci un po' fuori da questa difficilissima crisi. Allora, parleremo di tutto questo insieme ad Alice Cimini, co-ideatrice e communication manager di Tworti.com. Buonasera e benvenuta. Ciao, Alice. buonasera. Buonasera e benvenuta anche a Cecilia Minardi, ideatrice di Lo Gnocco in Buonasera. Cucina. E buonasera e benvenuto anche a Carlo Crudele, co-ideatore di Tworti.com. Ovviamente poi anche vignettista notissimo di Sky.it. Con le tue vignette ti seguiamo sempre, sei sempre sul pezzo. Allora, per oggi siamo qui per tornare a parlare di un social network che avevamo scoperto un po' di mesi fa. Allora, ne riparliamo perché è uscito un articolo molto importante che vi annovera fra i 7 social network più importanti in Italia, e poi soprattutto quello che vi distingue è che siete gli unici che non hanno un target predefinito e la comunicazione va un po' per sé, gli utenti si scelgono tra di loro e c'è un continuo cambiamento di focus, di argomento. Allora, stasera non torniamo a raccontarvi perché è bello scoprirvi, per cui basta andare sul vostro sito, ma parliamo un po' delle modalità in cui un social network si può usare. Tante volte il social network è quello che spaventa, è quello dietro cui ci si maschera, ma invece lo usate nel senso opposto. Questa era la vostra idea. È un social network che può portare a una promozione di noi stessi, ma anche di aziende, di idee, di progetti. Certo. Come funziona? Allora, inizio. Beh, innanzitutto grazie, siamo di nuovo tornati e con piacere. Tworti, appunto, con nostra grande felicità è stato inserito nei 7 social italiani di successo, quindi probabilmente a quantomeno per l'idea del tutto nuova. Come dicevamo, appunto, noi mettiamo in contatto le persone attraverso gli interessi in comune, per cui abbattiamo tutti quelli che sono gli ostacoli di condivisione o del trovarsi un po' per caso, ma trovarsi sulla scorta di interessi comuni, quindi persone che parlino la stessa lingua. Come dicevi giustamente tu, questo è valido a livello personale perché si conoscono nuove persone, ma sempre di più notiamo che ha una valenza da un punto di vista professionale e di business. Tant'è che infatti Tworti nasce da un'idea, chiamiamola di business, che poi si è estesa a tutti gli utenti, quella di dare la possibilità a qualsiasi tipo di realtà, in questo caso poi parliamo anche di realtà commerciali, di promuovere le proprie iniziative in una maniera del tutto nuova. Innanzitutto non fare pubblicità, cioè noi non diciamo siamo belli e siamo bravi, noi diamo l'opportunità alle aziende di dire in questo momento, in questo giorno o in questo periodo noi proponiamo un'iniziativa che è di tuo interesse, perché sempre attraverso gli interessi comuni gli utenti vengono a conoscenza di questa iniziativa, che in altro modo ne perderebbero l'occasione, e quindi noi parliamo di opportunità. Tutto ciò che quindi ha un inizio e una fine, può essere un evento, una promozione commerciale, può essere qualsiasi tipo di iniziativa. Questo perché vogliamo dare voce a anche quelle realtà più piccole che magari non hanno la possibilità di investire economicamente in comunicazione, molto spesso anche in modo dispersivo. Tworti offre uno strumento di comunicazione mirato, un direct marketing, l'opportunità all'utente interessato. Già selezionata da lui, quello che mi interessa. Io Perfetto. Da giornalista avrò le notizie magari sui nuovi libri, sui nuovi articoli, Perfetto. su questo. Ecco, un po' questo, è molto bello, molto innovativo, però vorrei proprio andare direttamente da un'azienda, una nuova idea, un nuovo progetto che ha deciso di sposare la vostra piattaforma per andare avanti, per promuoversi. Allora vorrei capire se veramente hai rispecchiato quello che ci diceva Alice o che cosa hai visto di nuovo, perché proprio un social network? Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere Tworti direttamente da Alice, quindi me l'ha spiegato proprio per quella che era la sua filosofia. Diciamo che proponendo un'idea che comunque è poco facilmente etichettabile, che mette insieme una serie di elementi abbastanza trasversali ai generi, perché c'è il food nel nostro caso, ma c'è anche l'animazione. In qualche modo mi piaceva l'idea di poter inserirmi in un contenitore social che non fosse un contenitore, ma che fosse in realtà una diramazione nella rete per tematiche di interesse. E quindi in questo senso mi è piaciuta molto questa idea di poter entrare in questo network, che comunque è sui generis, con un progetto sui generis, quindi visto che in qualche modo siamo i primi a
proporre una cosa di questo tipo, che tra l'altro spesso spiazza le persone proprio perché non è facilmente catalogabile, uno non capisce bene ma che cos'è esattamente questo gnocco in cucina. E quindi ho detto, bene, inseriamoci in un contesto in cui in realtà possiamo arrivare a persone che vogliono la parte di animazione, a chi vuole l'intrattenimento o a chi vuole proprio la parte di cibo di qualità, no? Certo, Visto certo. che comunque Poi questo c'è progetto anche è veramente questo. divertente e accattivante, lo spiegheremo bene nel Sì, particolare dopo perché siamo i assolutamente. primi a parlare, sì. dobbiamo veramente dirvi tutto. E allora abbiamo detto il perché si sceglie la strada di un social network, di Twerty nel particolare, ma a questo punto come date voce a questa promozione, a questa idea magari appunto in un tempo ben preciso? Che nuova modalità di comunicazione si ha? È più rapida? È più visiva? Come si fa? È più immediata, per il semplice fatto che chi si promuove su Twerty ha la possibilità di arrivare direttamente alle persone che hanno bisogno di quel tipo di promozione, il che significa bypassare tutta una serie di persone e di, come dire, di soggetti non interessati a cui appunto quella comunicazione ricevono quella comunicazione ma non ne trovano non ne traggono nessun giovamento. Un progetto come lo gnocco in cucina che appunto interessa persone che amano la buona tavola ma anche appunto l'intrattenimento di qualità, Twerty lo fa arrivare appunto solo a quel tipo di persone, per cui il nostro social network è particolare per quello, perché come dicevi tu le persone si scelgono per interessi coincidenti e anche promuoversi in questo ambiente è non sarà più facile perché appunto si raggiungono subito le persone, ma è anche più divertente perché tu parli con le persone che ti capiscono. E che sanno qualcosa, magari possono aiutarti a Esatto, si aumentare instaura un esatto. dialogo, infatti noi vediamo questo. È molto meno dispersivo secondo me, perché poi il problema, senza fare i nomi dei social network oggi, è che normalmente tu butti una notizia in un mare di contatti, Sì. per cui poi si perde, mentre se tu vai per tematica, teoricamente dovresti avere, diciamo, un audience, fra virgolette, più ricettivo, Certo, più interessato a quello che gli stai proponendo. Io sono d'accordissimo perché assolutamente non seguo l'idea che il martellamento pubblicitario possa aiutare. Non è vero, secondo me, che l'ho già visto, l'ho già sentito, prima o poi ripaghi, perché quello può dare proprio l'emozione inversa, può dare fastidio. Invece arrivare con quello che si aspettava, ecco, qualcosa che cambia. Allora abbiamo detto uno dei 7 social network italiani più seguiti. Com'è cambiata la vostra utenza? Come siete cresciuti? Ci siamo conosciuti che eravamo partiti da poco, diciamo, sono passati pochi mesi, ma state andando forte. Sì, allora c'è stato un bello scatto e noi ne siamo contenti, infatti quando alla sera si torna veramente stanchi, alla stanchezza si unisce anche la contentezza, perché poi un progetto che richiede così tanta dedizione, quando cresce effettivamente ti dà soddisfazione. Soprattutto la soddisfazione arriva quando gli utenti, che oggi crescono in modo esponenziale, e devo dire la verità, anche le attività commerciali hanno avuto una bella spinta, ti scrivono. E l'altra volta, ad esempio, a me ha proprio colpito un utente che ha scritto a me un messaggio e ha scritto questo social è molto bello perché mi sento ascoltato. Ed è una roba che non capita con i social, dove in realtà c'è un essere invisibile appunto succede dietro. esattamente l'inverso, ci sono una serie magari anche di urla, di lamentele, di qualcosa che non va, che non vengono mai colte. Forse se venissero ad ascoltare un po' prima ci sarebbero anche situazioni migliori. Invece voi siete lì sul pezzo, ascoltate tutto. Abbiamo parlato di aziende, però abbiamo nominato anche singoli utenti, perché la promozione vale anche per le persone, anche per esempio per me, cioè io voglio conoscerti, ti scrivo, però promuovendo quello che faccio, mi faccio conoscere. Promuovendo il talento, promuovendo quello che è una propria abilità, un proprio hobby, una propria passione. Se si sa fare qualcosa si cerca naturalmente una platea che possa essere ricettiva. Noi facciamo questo, infatti stanno cominciando a crescere le persone i musicisti, le persone che fanno video, tutte queste persone che ricercano chiaramente una platea. Ovviamente sui grandi social network ti scontri con un'utenza
enorme, indifferenziata, dove molto spesso insomma, vieni visto da persone che non hanno nessun particolare interesse. Noi facciamo questo e appunto ci coccoliamo i nostri utenti perché abbiamo la possibilità di avere un dialogo serrato, quindi vediamo che anche questo è una caratteristica che apprezzano. Certo. Allora abbiamo ancora 10 secondi, abbiamo parlato dell'idea di Alice Carlo, che è assolutamente un'idea vincente, che sta insomma veramente raccogliendo tantissimi consensi. Come filosofia, anche questa cosa del coccolare poi l'utente è un'altra cosa che accomuna il loro progetto, voi, e esatto. ce l'abbiamo allora, noi proprio come servizio che nasce adesso cucito adesso addosso. lo raccontiamo, perché subito dopo la pubblicità parliamo proprio solo e unicamente di voi, entriamo in cucina, vedremo delle cose assolutamente speciali, però la vostra è anche un'idea coraggiosa. Allora che cosa ci vuole per riuscire in questo momento soprattutto a lanciarsi con un progetto così? Quale Secondo me spinta è avete sempre una buona idea, avuto? E la capacità di avere il coraggio in qualche modo di provare a proporla anche per gradi, insomma. Bene. Poi osare, perché se non si osa non si muove nulla. E allora insomma. voi avete osato, subito dopo la pubblicità l'ho detto, veniamo a vedere che cosa avete fatto, perché è un'idea veramente stravagante e divertente. Grazie, grazie a voi soprattutto per averci portato qui questa nuova idea, ma per aver sempre qualche nuovo spunto, per dirci che si può andare avanti, che noi ci possiamo promuovere, insomma che i giovani ce la possono fare, quindi tornate con tante altre buone notizie. Adesso un po' di pubblicità, però state con noi, mi raccomando, tra poco.